Seguitemi. Vi porto quello che è l'interno della mia cucina, all'interno del Relais Monaco, un po' dove è la mia seconda casa di tutti i giorni. Andremo a preparare un piatto tipico del territorio che sto proponendo adesso, più che del territorio anche della stagionalità. È un patè di fegato di vitello guarnito con vari ingredienti, ma la cosa più carina è che appunto per vendere un'emozione lo disporrò da quello che è la solita impostazione, ma un po' per simulare un albero di Natale. Ho il patè di fegato di vitello con dei pistacchi, del tartufo nero, poi ho gli elementi guarnitivi che sono dei crostini di pan brioche già tostati, dell'aneto, lamponi, del cappuccio rosso fermentato, noci, tartufo nero scorzone, uvetta e dei chicchi portafortuna, in questo caso melograno. Andiamo a prendere il cappuccio rosso marinato e fermentato, condisco con un po' di sale, pepe, un filo di aceto, uso sempre aceto di mela perché è molto più leggero, soft, e dell'olio extravergine di oliva, rigorosamente del Garda. Misceliamo, vado a metterlo centralmente nel piatto, vado a disporlo, prendo dei chicchi di uva, come tutti i frutti dove ci sono tantissimi chicchi, la tradizione, la leggenda dice che tutti questi ingredienti qui sono sempre portatrici di buon auspicio, di fortuna, per questo ho chiamato prima il melograno e l'uva dandogli quell'appellativo. Chicchi di melograno, dei lamponi, delle noci che mi vanno a completare. In qualche modo vado ad addobbare il mio alberello del tartufo nero, non può mancare il verde, mi va a risaltare il tutto. Qui avevo preparato dell'aneto. Andiamo a concludere con dei crostini di pan brioche che abbiamo precedentemente tostato e che in questo caso andiamo a simulare quello che è il tronco dell'albero. Chiudiamo con un po' di condimento, quello che abbiamo fatto precedentemente per l'uva, ed ecco qui il nostro patè di fegato con cappuccio rosso fermentato, tartufo, uvetta e melograno. Buon appetito!